dobbiamo tentare tutte le strade. Se fosse anche una grazia parziale, per noi sarebbe molto importante, in modo che Walter potesse avere comunque delle misure alternative di detenzione, dei domiciliari, comunque dei lavori socialmente utili, in modo che possa ritornare alla sua famiglia. In 8 anni è il momento più duro per Sara e i suoi 2 bambini, ma non c'è alcuna voglia di arrendersi. Walter Onichini la sua voce non è riuscita a sentirla sabato sera al sit-in davanti al carcere di Venezia, ma sapeva che la moglie era lì. Dal momento in cui è entrato in cella la comunicazione è soprattutto via telefono, 10 minuti al giorno per dirsi tutto. In queste telefonate l'ho sentito molto molto provato, molto giù. Io gli ho semplicemente detto che deve resistere per noi, per la sua famiglia, per i suoi bambini. Ci sono davvero tante persone che sono dalla parte di Walter, deve resistere. La rabbia è sempre lì come un fuoco che non si spegne. In 8 anni noi abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre avuto una speranza che ci fosse un trattamento perlomeno equo nella chiusura di questa storia. Invece così non è stato, tanto è vero che Walter è in carcere, invece il ladro, insomma, non è mai stato preso nonostante il mandato di cattura e sta facendo la sua bella vita. Nell'aver ferito l'allora 24enne albanese e poi averlo caricato in auto lasciandolo su un campo è andato troppo oltre la legittima difesa, secondo i giudici. Ma Sara ricorda come nel processo d'appello la stessa pubblica accusa, dopo la riforma della legge, avesse chiesto l'assoluzione. La giuria comunque non ha preso in considerazione questa cosa, insomma. Perché secondo lei? Non lo so, me lo sono chiesta tante volte. E poi la certezza interiore che quel furto in casa fosse preordinato grazie a un basista. Un raid partito da molto lontano è arrivato proprio a Legnaro. Il malvivente, tuttora impunito, al processo fu sibillino. Lui ha detto che era una persona che non conosceva, che sono partiti a caso e a caso sono arrivati davanti a casa mia. Al punto il giudice gli ha ricordato, lei si ricorda che è sotto giuramento e Mm. quindi ha giurato di dire la verità. E questa persona ha risposto, io pagherò per quello che non dico. Resta l'incubo di quella notte, la paura mai passata di essere totalmente vulnerabili nella propria casa. Chiediamo sicurezza nel mondo dove abitiamo, nel paese dove abitiamo, in quello che ci sta accanto. Se la politica non ha fatto nulla per la sicurezza, sembra dire Sara, allora rimedi adesso non abbandonando Walter, anche se resta la sensazione che il suo caso possa essere strumentalizzato. Non ne ho solo il timore. Vorrei dire che è quasi una certezza, perché purtroppo anche negli anni addietro la politica si è interessata del nostro caso quando era ora degli altri processi. Poi quando passa un po' l'onda si ferma un po' tutto, Eh. ma spero che questa volta magari sia un po' diverso.